Bene, allora adesso invece passiamo ai saluti istituzionali. Il Presidente della Regione ci è sempre stato vicino anche nelle nostre iniziative. Questa mattina non è con noi, però ha voluto comunque lasciarci il suo messaggio, che vi leggo. È con grande piacere che porgo i miei saluti in occasione di questo importante evento che, omaggiando la memoria di un illustre veneto quale fu Pietro Torta, riconosce gli sforzi profusi dai tanti enti impegnati nel campo del restauro, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Venezia. Questo tradizionale appuntamento rappresenta un esempio eccellente di come l'arte e la scienza possano unirsi per preservare le molteplici ricchezze disseminate lungo la città lagunare. Alla luce di queste considerazioni mi pregio di ringraziare l'Ateneo Veneto per questo genere di cruciali progettualità che, in ossequio alla mission di questa storica realtà culturale, contribuisce a elevare su scala internazionale un messaggio di grande attualità. La conservazione e la tutela di Venezia rappresentano sfide di portata epocale. Per vincerle risulta necessario affinare le sinergie in essere ed estendere la cooperazione. Concludo porgendo a tutti i presenti in sala il saluto della Regione e il mio più cordiale. Luca Zaia, Presidente della Regione.